Buonasera a tutti. Col classico quarto d'ora accademico diamo inizio ai lavori di questo convegno, che rappresenta un'occasione importante per molti, tra cui il sottoscritto, perché vuole celebrare una memoria che dovrebbe essere ancora più viva di un grande uomo, di un grande politico, di un grande personaggio della vita veneziana, Bruno Visentini. Abbiamo chiamato autorevoli persone a parlarne, considerando quelli che sono i punti principali. Non è certo esaustivo la rassegna che faremo, ma i punti principali che riguardano la riforma societaria e la riforma tributaria, ma poi abbiamo inserito anche i rapporti che sono sempre stati appassionati tra Visentini e Venezia. Tutto ciò sarà preceduto da uno sguardo a 360 gradi sul personaggio Bruno Visentini, che viene affidato al suo biografo Luigi Urettini, con un prezioso contributo diretto anche della figlia Margherita Azzi Visentini. Questa è un po' l'architettura del convegno. Se poi rimarrà del tempo cercheremo anche di avere qualche intervento dal pubblico, ma per ora il tempo è nemico e quindi avviso subito i futuri relatori che dovrò essere un cerbero severo nel far rispettare i tempi in modo da consentire un ordinato svolgimento del convegno. Bene, grazie allora della vostra presenza, buon ascolto e invito a dare i saluti il Presidente di questo Istituto Veneto e il Presidente della Fondazione Bruno Visentini, che sono qui al tavolo e che hanno organizzato e patrocinato questa manifestazione. Prego, professor. Sì. Brevissimo anche perché poi ruberò 10 minuti alla fine dei lavori, ma intanto mi premeva rubarvi questi 3 minuti per dire quanto siamo lieti come Istituto Veneto dell'organizzazione di questo convegno. Il merito primario è del socio Gilberto Muraro, ma l'adesione è dell'Istituto intero, convinto che sia l'occasione giusta e doverosa di ricordare una di quelle personalità che per Venezia hanno fatto molto, hanno dato molto. Forse non sono riusciti a dare tutto quello che volevano, ma certo hanno dato moltissimo di più di quanto molti di noi veneziani o veneziani immigrati riusciamo a dare. E quindi il mio è soltanto un ringraziamento per essere qua voi presenti, un ringraziamento a chi illustrerà la figura di Bruno Visentini e un augurio a tutti di buon lavoro. Grazie. Presidente, la terza, prego. Buonasera, signore e signori. Il mio compito in primo luogo è quello di ringraziare sentitamente l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti per questa occasione. C'è stato un forte impulso dell'amico Muraro, ma come diceva il Presidente Ortagli, è tutto l'Istituto che ha raccolto questo compito di ricordare, se vogliamo rinnovare in qualche modo il ricordo della figura di Bruno Visentini. La Fondazione Bruno Visentini è in opera dal 2013, in realtà già esisteva, l'abbiamo intitolata volutamente a Bruno Visentini alla presenza del Capo dello Stato Giorgio Napolitano, e lo scopo di questa fondazione è semplicemente quello di riportare costantemente l'attenzione sul lavoro di ricerca e di pensiero e il lavoro poi di traduzione in atto, tendenzialmente di produzione legislativa, di ciò che è stato ben riflettuto. Questo è uno dei punti nodali, a nostro avviso, che caratterizzano la figura di Visentini. A mia volta colgo questa occasione per ricordare proprio qui a Venezia non solo e non tanto il grande ruolo svolto da Visentini rispetto alla Fondazione Cini e il suo stretto legame con Venezia e il Veneto in generale, ma anche più in generale per ricordare quanto Visentini ha fatto in maniera molto significativa per la cultura, avendo un'idea di questo. Spesso non discutiamo in fondazione, parliamo più di progetti legati al diritto societario oppure alla riforma tributaria che forse dovremmo in qualche maniera ripensare e ridisegnare, ma questo è un aspetto secondo me di radicale importanza. Ho da poco riletto un intervento di Bruno Visentini nell'occasione di un
grande convegno che fu tenuto dalla Olivetti per celebrare il centenario della nascita del fondatore Camillo Olivetti, e vi devo dire che sono pagine in cui la relazione che c'è tra scienza, tecnica e cultura e scienze umane in generale è una relazione molto chiara e molto centrata, dove non c'è competizione, ma c'è in qualche maniera armonia e esigenza in qualche modo di produrre, di progettare, ma nello stesso tempo di pensare il mondo in cui viviamo e la società in cui viviamo. Questa è una delle tante eredità di Bruno Visentini, ma sono certo che nel corso delle relazioni che ascolteremo, almeno personalmente, molto ancora imparerò, perché questo grande uomo è una miniera inesauribile di impulsi, di idee, di pensieri che, devo dire con dispiacere, si rinnovano perché in qualche caso rimettono il dito su problemi che esistevano quando Bruno Visentini è stato attivo e, ahimè, in qualche caso continuano tutt'oggi a ripetersi. Grazie e buon lavoro. Grazie.